Signore e signori, Lupita! Oh, allora vediamo se funziona tutto come ho detto veramente. Sembra di sì. Attenzione, è incredibile, a volte la tecnologia mi dà ancora una mano. Tu Lupita, funziona anche la tua voce, facci sentire? Sì, sono pronta per ballare flamenco. Allora, senti, io spero che anche tu non sia una di quelle che odia i Beatles, quindi che questo siparietto che abbiamo fatto così per introdurti sia stato di tuo gradimento. No, no, perfetto, vi ho fatto anche la percussione, se la sentivate, no? No, sentiamo una cosa stereo, io non capivo se era un delay, ma eri tu, quindi è bellissima questa cosa qua, è eccezionale. Allora, senti Lupita, tu sei una, diciamo, cantautrice un po' vagabonda, se posso utilizzare così questo aggettivo antico, nel senso che ti piace girare con le tue canzoni. Io ti ho chiesto, ma un disco lo fai? Ma io le porto in giro. E diciamo ho riassunto in maniera efficace la tua filosofia. Perfetto, sì, va benissimo. Benissimo. Con la musica mi piace girare, quindi per ora approfitto della mia giovane età. Per te che puoi ancora millantarla, noi diciamo lasciamo perdere, comunque approfitta. Per Cioè. girare e suonare appunto nei posti dove mi chiamano, oppure trovare dei posti dove posso presentare la mia musica, sì. Bene, allora stasera con che cosa entriamo nel tuo mondo? Quale brano hai scelto? Ma partirò col francese Le Soleil, che è una canzone che ho scritto tornata da Parigi e è dedicata al sole. Dedicata al sole, signore e signori, Le Soleil, abbiamo qui Lupita. Lupita, quindi diciamo tu sei anche come dire poliglotta, scusa, nel senso che questa è una canzone in francese, ma poi tu senti cantare anche in spagnolo? Sì, sono metà messicana, quindi certe canzoni sì, le ho scritte in spagnolo. Diciamolo. Diciamo. Quindi hai il doppio passaporto. Metà veneta, metà messicana. Bellissimo, metà veneta, metà messicana. Mi sto trattenendo a parlare in veneto perché No, ma tu parla pure in veneto, figurati, a me fa piacere. Anzi, c'hai anche una canzone in veneto magari, no? Non ce l'hai ancora. Quella devo ancora farla, però. Peccato, perché suonano bene. Quelle sì. Però in spagnolo sì. E so anche che c'è una canzone in italiano, perché è quella che abbiamo adesso, diciamo, registrato, guardate, no? Anche questo video che abbiamo fatto. Mi manchi già? Mi manchi ma già. non la farei quella. No, l'abbiamo già Vabbè, fatta, okay. infatti dicevo solo che c'era anche quella canzone lì. Adesso tu che canzone vorresti fare? Ma una canzone che ho scritto a Torino e si chiama Decisione di pancia, in
italiano. Decisione di pancia, Pancia. quindi immagino che racconti di situazioni dove a volte la razionalità va a farsi benedire e parte invece qualcosa più viscerale. Bravo, Questa è grazie. stata la mia, diciamo, proposta, adesso la sentiamo invece, Decisione di pancia, Lupita al salotto. A pelle si sa, non sbagli perché sono scelte d'intuito, un senso svanito che torna e sorprende, vibrazioni di pancia dal secondo cervello che non ascoltiamo, incoscienti, non ci diamo mai peso. Quando decide la pancia, meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che solo addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che solo addominale. La notte lo sa, ci rende animali, assieme a un destino che aiuta, un inconscio che porta sguardi che mangiano, farfalle nello stomaco che volano e salgono per raggiungere l'estasi mentale. Quando decide la pancia, meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che è solo addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che è solo addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che è solo addominale. Grazie. Un po' come ho scelto Torino, di pancia. No, poi mi sembra di aver notato che sei abbastanza, come dire, geolocalizzata quando fai le canzoni, cioè un posto, il suo genius logic ti fa venire in mente una canzone. La prima l'hai fatta in Francia, questa l'hai fatta a Torino. Beh, ogni lingua ha il suo luogo, nel senso mi ispira il suo luogo, quindi dipende da cosa mi ispira e scrivo su quella città. Di solito è così, perché ogni lingua ha anche la sua ritmica, Certo, quindi sono belle anche le sfumature. Riesci a coglierle anche, come dire, come fosse una specie di cartolina personale che ti Bravo, fai di sì, questi sì. luoghi. E con la prossima cartolina dove l'hai fatta? Dove l'hai raccolta? Ma l'ho scritta sempre tornando da Parigi, però Sto treno da Parigi. Beh, avevo 20 anni, ero piena di creatività, Ah. ancora adesso, però comunque quel periodo della mia vita ha segnato un cambio e da lì ho iniziato a scrivere. E Escucha è una canzone scritta in spagnolo, però che rappresenta sempre un periodo insomma, di sentimento parigino. Escucha. Scusami perché ci sente anche mia zia. Escucha esattamente vuol dire... Ascolta. 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 Abbiamo qui Lupita. Escucha.
¿Y por qué te pienso cada vez que mis ojos miran el sol? Escucha esta canción para que tú vuelves loco de mí. Escucha mi canción para que tú te enamores de mí. Espero que tu amor será como lo imagino ya, y tu corazón llegará a cantar el amor. Escucha esta canción para que tú vuelves loco de mí. Escucha mi canción para que tú te enamores de mí. Escucha esa canción, escucha mi canción, escucha esa canción, escucha mi canción. Grazie. E scusa Lupita qui al salotto. Questo era un pezzo, diciamo, itinerante tra Torino e Parigi. Chissà, diciamo, adesso delle prossime località cosa ti ispireranno, chissà quali sono. Mi verrebbe quasi quali sono i tuoi viaggi adesso, diciamo, in programma, così possiamo immaginare anche un po' le sonorità, tipo, che ne so, se vai in Africa ti verrà fuori un pezzo, diciamo, più Ma di ritmato. solito scrivo quando torno, quindi quello che mi rimane. Quello che ti resta. Sì, sì, quando torno in casa poi mi metto a rielaborare quello che ho Chiaro. sentito, ascoltato, i profumi, le emozioni. Senti, allora, con quale brano vuoi salutare il pubblico del salotto? Con quale aroma ci vuoi Ma salutare? un inno alla vita, quindi Beautiful Life, è una canzone che ho scritto in inglese tantissimi anni fa e a cui sono molto legata, e vi saluto con Beautiful Life. Grazie, grazie Lupita. Grazie a voi. Lupita, Beautiful Life. You are my only love, you're my beautiful life that I haven't knew till now. Because your stranger eyes give me crazy love, you're my beautiful life, beautiful life, beautiful life. Come on in my life, it's like a paradise, it's like sweet triple in my mind, it's like a dream over your eyes. Come on in my life, it's like a paradise, it's like sweet triple in my mind, it's like a dream over your eyes. I know that a beautiful thing standing in this life, but I hope it to see you my mind, because your stranger eyes give me crazy love in my beautiful life, beautiful life.
Grazie Mao per avermi ospitata. In bocca al lupo. Grazie Lupina, in bocca al lupo, il lupo. Grazie Lupita per esserci venuta a trovare. Che vai a bene.